Ci siamo? Buonasera a tutti, Vittorio, dimmi se siamo in diretta. E allora sì, eccoci ragazzi, buonasera, ben ritrovati. Un saluto da Vincenzo Credendino e un ringraziamento al nostro regista Vittorio Bernardo. Mancano davvero pochissimi minuti al fischio d'inizio di Milan-Napoli e qui su Calcio Napoli 24 TV comincia l'ampio prepartita. Evidentemente ci sarà poi l'opportunità di avere un TG, di guardare a quelle che sono le ultime collegandoci con Milano, andando a interpellare i nostri inviati lì nel capoluogo lombardo, quindi ampio pre e post partita, come sempre accade sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV. Veramente ci tengo a ringraziarvi, a insomma salutarvi ancora una volta e a partire da quelle che sono le ultime, perché per fortuna questa sera il Napoli appunto scenderà in campo contro il Milan e vivremo questo prepartita insieme, guardando innanzitutto a quello che è il discorso legato alle notizie. Vi chiarisco subito una cosa: ci farebbe davvero, davvero piacere, qualora vogliate, che interveniate in questo prepartita che avrà durata di circa un'ora. Alle 18 infatti dovremmo ridare la linea per il TG di Calcio Napoli 24. Fino a quel momento ci piacerebbe che fosse anche il vostro momento, e quindi come dovete fare per andare a intervenire qui in diretta a Calcio Napoli 24 è molto molto semplice. Vi basterà scrivere al numero che conoscete chiaramente già, ma che vado a ricordarvi: 081 353 45 88 dal vostro cellulare. Se andate a inserire questo numero su WhatsApp, ebbene ovviamente troverete, come è naturale che sia, come molti di voi avranno già visto, un profilo al quale scrivere dei messaggi. Ebbene, vi basterà mandare un messaggino. Il buon Vittorio Bernardo, che ringrazio anche per le grafiche che accompagneranno questa trasmissione, oltre che per la regia stessa, dicevo, vi basterà scrivere allo 081 353 45 88 su WhatsApp. Vittorio a quel punto vi invierà un link sul quale cliccare e essere qui in diretta assieme a noi su Calcio Napoli 24 TV. Per il momento, leggiamo ovviamente qualche messaggio, ma partiamo prima da quelli che sono gli aggiornamenti, e ce ne sono già un bel po'. Perché se il Milan dovrebbe schierarsi con un consueto 4-2-3-1, con Maignan tra i pali, Calabria, Kier, Gabbia e Teo Hernandez in difesa a 4, Adli e Bennaser in mediana, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Olivier Giroud, e beh, Walter Mazzarri cambia ancora, ritorna alla difesa a 3, ritorna ad un ancora più abbottonato 3-5-1-1, un modo evidentemente per tenere a bada quello che si presuppone possa essere un atteggiamento del Milan arrembante, e anche i rossoneri chiaramente non vogliono mancare l'appuntamento con i 3 punti. Gollini ad ogni modo tra i pali per difendere appunto la porta partenopea. Ostigard, Rachmani, Juan Jesus, 3 difensori che in carriera possiamo dire hanno fatto bene giocando nella difesa 3. Mazzari continua a metterli a loro agio, diciamo così. Di Lorenzo a sinistra, scusatemi, a destra Pasquale Mazzocchi, a sinistra Anghissalo, Botche e Zielinski, è il classico terzetto di centrocampo che evidentemente dà ancora delle garanzie, le dà anche a Walter Mazzari, che schiera, secondo quanto ci dicono i nostri inviati da Milano, almeno queste sono le ultime. Poi magari se arriveranno delle ulteriori novità noi andremo anche ad aggiornarvi in merito. Ad ogni modo, Zielinski finito nell'occhio del ciclone, anche per quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis, schierato, si presume ancora una volta titolare. Kvaratskhelia in questo ruolo dietro la punta, alle spalle
del Ciolito Simeone. Ebbene, sento già dei rumori di sottofondo, quindi chiedo al nostro mitico Vittorio Bernardo, qualora ci fosse già il primo ospite collegato, di passare subito con una visualizzazione che ci permetta di andare a dargli anche la buonasera, grandissimo Vittorio. Grazie mille, grazie mille. Ok, perfetto. Dice che ci siamo quasi e tra un po' entreremo nella formazione, diciamo così, completa per discorrere in questo prepartita assieme a voi. Chiaramente il topic evidentemente del giorno è anche un po' questo, capire se e quanto convince voi, se e quanto convince i nostri ospiti in collegamento la possibile scelta di ritornare al 3-5-1-1 di Walter Mazzarri assieme a quelle che sono chiaramente le altre tematiche di attualità a partire dal futuro di Guicia Kvaratskhelia senza prescindere da quel fiume in piena che è stato Aurelio De Laurentiis nel corso degli ultimi giorni dal punto di vista mediatico, probabilmente in quel di Napoli, oscurato soltanto da Geolier e dal Festival di Sanremo. Mi dice il nostro regista che siamo pronti e allora andiamo subito a salutare tutti partendo da Mirko Calemme di Diario As. Ciao Mirko, buonasera. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Giuseppe Cannella, ben ritrovato direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. E Mattia Graffiedi, doppio ex, perfetto per questa sfida. Ciao Mattia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, dite voi, vogliamo subito esaurire l'argomento Sanremo oppure ce lo vogliamo lasciare alla fine come dulcis in fundo? Perché probabilmente ormai siamo in un mood dove ci scapperà in ogni caso il collegamento verso Sanremo, quindi anche per una questione di sincerità verso chi ci sta vedendo in questo momento, se ne volete parlare, ditelo ora o tacete per sempre. Mirko, vedo che sorridi. Non ci sono problemi. Quindi, visto che ormai comunque sarebbe ipocrita, cioè oggi se siamo scesi per stare a bere un caffè si è parlato solo di quello, più che di Milan-Napoli, quindi insomma dobbiamo anche Lo immaginavo, lo riflettere quello immaginavo. di cui parla la città in cui siamo, insomma. Vai, verdetto, la soddisfazione rispetto al verdetto e rispetto a quello che è stato anche un po' tutto Io questo ho ambaradan. 5 trovato, minuti ciascuno. sì, io sono cresciuto a Scampia, quindi conosco un po' il contesto in cui è nato Geolier, secondo gli anni, insomma, la sua storia mi affascinava perché è veramente un ragazzo cresciuto con le sue forze dal basso, quindi era bellissimo vedere un ragazzo con la sua storia che non viene da talent, che non ha alcun tipo di spinta che lo abbia portato lì, ma solo il suo talento, in cima a Sanremo con una canzone tutta in napoletano, una canzone che parla d'amore e che per me a Eurovision avrebbe funzionato benissimo perché è quel tipo di sound moderno che adesso tira tanto lì in alto, quindi ero felice. Poi va detto che purtroppo il regolamento lo conoscevamo, io ero sicuro che non ce l'avrebbe fatta perché l'aria che tirava in conferenza nella sala stampa era chiarissima, però ecco un 60% al televoto ti lascia un po' l'amaro in bocca, è ovvio. Io dicevo, secondo me sì, è giusto bilanciare le tre giurie, insomma, televoto, stampa e radio, magari si potrebbe fare come capita in politica un premio di maggioranza. Se uno supera il 50% di televoto, non è più il 34% la quota del televoto, ma diventa il 50%, pure perché cioè, è troppo, cioè 60% e secondo me sarebbe stato ancora di più perché è andato in tilt il sistema. Comunque, vabbè, resta un grande vincitore Geolier. Tutti speravano quasi che si esprimesse oggi come fece ultimo qualche anno fa, invece timido come è sempre stato, signore, tranquillo, insomma, ha accettato il verdetto, quindi ne esce stravincitore a prescindere. Purtroppo, ecco, perde Eurovision, quella è la grande sconfitta, però per il resto ha vinto da qualsiasi punto di vista. Direttore, te la senti di improvvisarti critico musicale o comunque c'è un qualcosa sul quale vuoi No, attardarti? non ho l'età per giudicare Joliet, diciamo i giovani del Festival di Sanremo. Certo, ho sentito la canzone, mi è piaciuta, però lungi da me da dare opinioni e giudizi su quello che è accaduto. Ritengo che sia un ragazzo semplice, mi piace come canta, è una melodia molto conosciuta.
diciamo, dalle nostre parti e gli auguro il miglior successo. Poi Sanremo, io tanti anni fa ho conosciuto un impresario che mi ha trasferito un po' come funziona quel tipo di concorso e quel festival, quindi immaginavo che il vincitore fosse stato un altro e non lui, però a volte sai questi festival, questo festival in generale ha visto grandissimi interpreti arrivare ultimi e poi avere un successo incredibile. Giustamente come diceva Mirko, sarebbe stato bello vederlo a livello internazionale, portare in Europa il sound e la musica, questa nuova musica napoletana che a me piace, devo essere sincero. Mattia, sei nato a Cesenatico. Lo chiedo a te infatti perché evidentemente gli altri tre qui in questa live sono nati un po' più a sud. Esiste un problema razzismo in Italia e questo Festival di Sanremo l'ha portato ancora di più alla luce. Guarda, io non ho seguito il festival, quindi non posso dare un giudizio, soltanto ho sentito perché per radio, TV, come si accende un canale, si è parlato tantissimo. Purtroppo in Italia abbiamo avuto tante parentesi sotto tutti i punti di vista di razzismo. Però anch'io mi è capitato di sentire la canzone tramite radio, un po' di attraverso, la canzone è molto bella e penso che la carriera di questo ragazzo non finisca a Sanremo, anzi abbia davanti a sé un futuro bellissimo perché ai pareri di tutti è stata una bellissima canzone, non ha vinto, ma la strada e il futuro è tutto suo. Sono Mirko, d'accordo. c'era qualcosa che volevi aggiungere? Ti ho visto che muovevi No, no, le no, labbra. sono d'accordissimo, no, aggiungo solo che, ecco, visto che siamo comunque su Calcio Napoli 24 e parliamo ai napoletani, in ogni caso va detto che comunque Napoli in un certo senso ha dominato Sanremo perché Angelina Mango è vero che è di Lago Negro e non è napoletana di nascita, ma è una napoletana d'adozione, visto che i suoi grandi successi sono parla in napoletano in tanti dei suoi grandi successi, non è proprio il titolo che Dodica fa in napoletano, parla di Spaccanapoli nei suoi testi, è dichiaratamente tifosa del Napoli da sempre, figlia di un artista che abbiamo amato tutti, storicamente tifoso del Napoli, quindi è vero, Geolier ci avrebbe fatto più felici senza ipocrisia, però anche Angelina che è una bravissima artista è comunque legata a Napoli ed è comunque tifosa del Napoli, quindi magari un giorno sarà al Maradona ospite e lo sarà da tifosa, quindi è comunque ecco Napoli in qualche modo comunque ne esce benissimo da questo Sanremo, quindi va bene così, insomma. A proposito di felicità, veniamo alla gara di questa sera. A questo punto è evidente che per essere felici i tifosi che stanno guardando Calcio Napoli 24 in questo momento vorranno ritrovare i 3 punti. Con una big, stando alle ultime che arrivano da Milano, l'atteggiamento di Walter Mazzari sarà ancora una volta quello, pensare innanzitutto a non prenderle, un 3-5-1-1 che abbiamo già visto proposto nelle sfide contro le cosiddette big. Atteggiamento giusto? Stavolta partirei da Mattia. Ma il Napoli, secondo me, deve cercare di fare la partita. È vero che davanti ha un grandissimo Milan, soprattutto in casa, però il Napoli la classifica lo obbliga a fare punti. Con un punto potrebbe andare bene perché giochi a Milano a San Siro contro il Milan, però abbiamo visto che anche oggi Bologna ha stravinto una grande partita, la Roma e la Lazio stanno facendo punti, l'Atalanta è in una grande forma, il Napoli deve andare a Milano secondo me a provare, anche se non gli sarà facile, provare a vincere una partita che cambierebbe il percorso. E questo Direttore? modulo Ah, ok, prudente prego. magari Mazzari cercherà di portare la partita il più lungo possibile per fare magari la sorpresa finale. Giuseppe, Ma Giuseppe, sì. guarda, io credo che Mazzarri nella sua esperienza attuale napoletana sa benissimo cosa può fare la squadra, se fare o meno la partita, se subirla o farla. Diciamo che il buon Napoli, visto nelle due partite in Arabia, nell'occasione delle competizioni della Coppa Italia, gli ha dato notevoli indicazioni su quella che è la squadra per fare punti. Certo, vai a Milano, i giocatori non hanno bisogno di essere stimolati perché poi qualsiasi modulo sta sempre all'interprete, poi fare il meglio di se stesso. Credo che tatticamente il Napoli quando ha dovuto fare la partita ha
diciamo, ha subito un po' le ripartenze degli altri, ma questa è una gara che sicuramente il Milan cercherà di fare, quindi ti costringerà a stare basso e a subire il fatto che giochi in casa e voglia vincere la partita per cullare ancora obiettivi di agganciare l'Inter, anche se è una cosa impossibile, però è doveroso fare la partita e credo che sia il modulo giusto, se quello che dici tu è realtà, affrontare il Milan in questo momento, perché il Napoli ha giocatori anche di gamba che possono come dire, favorire le ripartenze, per cui staremo a vedere, però sull'atteggiamento e sulla voglia di fare risultati è lo stadio e San Siro che ti consente di avere questa adrenalina. Poi dopo, ultimamente, purtroppo in Italia molte partite si decidono con degli episodi. Sponda napoletana, speriamo che siano a favore dei partenopei. Però il mio dubbio è, detto che fare punti è la cosa fondamentale, ok? Che in questo momento c'è qualcuno che, citando Gattuso, dice stiamo muro e muro con Ospitale, quindi è proprio una di quelle situazioni dove di riffo di raffa bisogna arrivare al risultato. Però per arrivare al risultato, e lo chiedo a tutti e tre perché comunque seguite con grande professionalità il calcio, Mattia ci ha giocato, chiaramente, insomma, quindi questa alternanza, questo voler proseguire una strada contro le piccole e invece fondamentalmente vestirsi completamente d'altro in altre partite, è un qualcosa che può premiare alla lunga, è un compito arduo al quale Mazzarri sta sottoponendo i suoi. Chi Rispondo vuole, io. Mirko? Sì, no, Sì, non ho vai, capito. vai. Oh, ok. Giuseppe? Allora, a parer mio, si è arrivato Mazzarri al Napoli perché impostare e dominare le partite con Garcia non era accaduto, cioè c'era un'alternanza di risultati e quindi la squadra non aveva la personalità e la concretezza dell'anno prima. È arrivato un altro allenatore e non è stata sistemata questa cosa, quindi il campionato procede sotto questo tran tran. La squadra non riesce a trovare una continuità di gioco perché è nata così. Ci siamo detti più volte che in questo momento, con il mercato fatto dal Napoli, che sconfessa un po' tutto quello che è accaduto per il dopo Spalletti, ha un obiettivo, quello di raggiungere la Champions, una qualificazione UEFA internazionale importante a livello di coppe, e per cui non si bada molto a quello che deve essere la costruzione fissa di un gioco. Bisogna arrivare a un risultato. Oggi Mazzarri, dopo gli allenamenti, dopo tutte le partite che ha fatto, ritiene che questo è l'assetto migliore per portare punti a casa, quindi non c'è da pensare di impostare le partite con un modulo fisso e con degli schemi fissi. A maggior ragione perché sono arrivati altri interpreti e gli devi dare il tempo di inserirsi e magari di capire come tatticamente impostare questa squadra con tutti i nuovi arrivi. Ecco, questo è il succo semplice di una campagna invernale che è finita. Mirko, che sa di? Ma per me, anche io dobbiamo essere onesti, insomma, sulla panchina del Napoli c'è Walter Mazzarri. Dunque, facendo un'altra premessa, il Napoli che faceva quel calcio che piaceva a tutti, della Ventis compreso, quindi quello di Spalletti, col Milan ha sempre sofferto. Ha sofferto le ripartenze, ricordiamo quelle di Brahim con Leao, ha sofferto anche quando ha vinto il match d'andata dello scorso anno al Meazza, insomma partita soffertissima, vinta ma soffrendo. Al ritorno, ricordate quel 4-0 in Champions, comunque partita tirata, ma alla fine passano i rossoneri, quindi se già comunque tu soffrivi la squadra di Pioli quando tutto andava alla perfezione, figuriamoci adesso se giochi con quel tipo di atteggiamento tattico, e poi è stato quello visto col Verona. Quindi sì, sono d'accordo con la scelta di Mazzarri di questo 3-5-1-1 che cerca di togliere Ampiezza, un Kvaratskhelia più vicino ai tre di centrocampo per andare a innescare i contropiedi, un po' in versione Supercoppa più che Roma con la Lazio, perché vedo che tanti ancora ricordano quella partita brutta oggettivamente, per il Napoli aveva 9 giocatori fuori
era una partita in totale emergenza, quindi andava portato a casa il punto, il Napoli ci è riuscito. Poi se si critica il Napoli che giocava fuori casa senza 9 giocatori, la Lazio che giocava in casa con Sarri sulla panchina che in teoria maestro di bellezza, insomma, ha fatto un tiro in porta, vorrei dire. Quindi, vabbè. Detto questo, il Napoli visto in Supercoppa è il Napoli vero di Mazzarri, perché Mazzarri viene al posto di Tudor perché convince Da Laurentiis che ha studiato Spalletti, che farà il 4-3, eccetera, eccetera. Ma in realtà, insomma, un allenatore che ha creato le sue fortune su quell'altro tipo di calcio alla lunga lo farà. Nella difficoltà lo ha fatto. Secondo me è giusta la sua scelta di voler provare, che non è una cosa semplice, ad alternare questo atteggiamento al 4-3-3, 4-2-3-1 in casa, oppure quando visiti squadre di caratura inferiore. Magari oggi riesce a mettere più in difficoltà il Milan, così che rispetto a quanto riuscisse a fare il Napoli di Spalletti, che ripeto ha sempre sofferto quel contro Pioli. Non è il calcio del futuro, per carità, non è il calcio sul quale puoi basare i tuoi progetti finora, per quello che hai fatto finora, perché da 10 anni il Napoli porta avanti un discorso diverso. Però secondo me è un calcio che per salvare questa stagione, e quando dico salvare dico arrivare al quarto posto, provarci fino alla fine e magari fare uno scherzetto al Barcellona, perché per inciso al Barcellona puoi dare più fastidio così che Quello, andando a quello. giocare. Secondo me è la scelta giusta. Secondo me è la scelta giusta. Mattia, quando il mister una partita ti chiedeva una cosa e quella successiva ti chiedeva un'altra, era una cosa che insomma ti faceva piacere oppure dici il mister però No, sono situazioni. Sicuramente a Mazzari adesso non manca l'esperienza, questo è poco sicuro. Mi ha detto che Napoli ad oggi non deve essere più bello, dar spettacolo, ma deve essere concreto e fare punti, perché deve cercare di centrare quel quarto posto per entrare in Champions, che ad oggi sarebbe un grandissimo obiettivo, visto come sono andate le cose. E quindi sta cercando il vestito giusto per la squadra in ogni partita, quindi magari rispetto all'anno scorso o le partite precedenti si guardava meno l'avversario, adesso il Napoli deve guardare anche tutti i dettagli, quindi ha preferito, visto anche gli ultimi precedenti di Milan-Napoli, dove il Milan ha fatto grandi risultati, trovare la soluzione più adatta, più giusta per cercare di fare il risultato pieno. Ormai il Napoli dell'anno scorso ce lo dobbiamo dimenticare, adesso è tutta un'altra stagione, è andata totalmente diversa, è stato il cambio di allenatore, però rimane l'obiettivo che il Napoli dovrà cercare di raggiungere per rendere una stagione salvabile. In effetti si è un po' ribaltata la situazione in un anno a questa parte. L'anno scorso era il Milan che veniva a Napoli e provava, tra virgolette, a fare un po' di barricate. Quest'anno è l'opposto, fondamentalmente. Il Napoli che va a Milano pensando innanzitutto a non prenderle. A questo punto la domanda è: il Milan di quest'anno sarà, tra virgolette, così sicuro di se stesso come il Napoli dell'anno scorso? Chi Sì, puoi risponde? parlare tu. Io faccio fatica un po' faccio fatica a sentirvi ogni tanto, mi dispiace, ma Ok, allora provo un c'è un attimo a po' un parlare magari un ritorno. po' più vicino al microfono e chiaramente ringrazio e saluto sempre il nostro Vittorio che ci segue con grande dovizia di impegno. Dicevo, bisogna sperare a questo punto che sia un po' il Milan a, come dire, fare il Napoli dell'anno scorso, della serie, creare e poi evidentemente i tifosi del Non mi Napoli sperano che... sorprenderebbe una gara bloccata invece, Vince. Non mi sorprenderebbe un'altra gara bloccata perché il Milan, ecco, che l'anno scorso ha fatto soffrire il Napoli, aveva un atteggiamento, non dico di barricate per carità, ma un atteggiamento di rimessa. Cioè il Napoli vuole la palla, prenditela, ti andiamo a schermare Lobotka, che è la tua fonte di gioco, andiamo a renderti difficoltoso il palleggio, ti soffiamo palla e ripartiamo con la velocità che abbiamo a sinistra con quelle due frecce. Oggi in teoria, perché poi la teoria è bella, ma bisogna vedere sul campo come si traduce, non avrà questa possibilità il Milan, sarà il Napoli ad aspettarlo e il Milan quando deve fare la partita va in difficoltà, molte volte è successo. Quindi, tra l'altro, il Milan anche dietro sta scricchiolando nelle ultime gare, anche se i risultati sono dalla parte sua di una striscia molto positiva il Milan, però comunque ha preso un bel po' di gol, ha fatto un po' di rimonte, ma non è una difesa iper solida. Sono curioso, io dico, e come dissi, ecco, il giorno di Lazio-Napoli, il Napoli con Osimhen avrebbe vinto Ragazzi, comunque. faccio fatica a sentirvi. Direttore, allora facciamo così, chiedo al nostro Vittorio di settare, adesso ti giro un altro link così magari vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento con un altro link.
Non ci Cambio. Mi senti, arrivate col rimbombo, Francesco? non sento niente, non riesco a Forse devo Faccio capire. fare il le test. cuffie. Vittorio, pensaci tu. Ok, Ok, no, perfetto. sì, dicevo questo, quindi alla fine sono molto curioso da come andrà questa gara, perché Pioli non potrà utilizzare il piano che gli è andato di lusso nelle occasioni dell'anno scorso e parzialmente anche nel match dell'andata. E poi, come dicevo, stavo dicendo, per me con Osimhen e Kvaratskhelia, quindi anche col doppio bus visto all'Olimpico, ma con la possibilità di attivare quei due in profondità col campo davanti, il Napoli probabilmente avrebbe vinto anche con la Lazio, perché quei due ti fanno tutta la differenza. Oggi ne hai uno, ma è un giocatore come Simeone che se poi ha la palla giusta nello spazio, sa attaccare bene lo spazio, ha fatto con la Fiorentina, ha portato in finale di Supercoppa di fatto, e con Kvaratskhelia vicino. Ecco, altro aspetto interessante, questo Kvaratskhelia più centrale, cosa che Mazzarri in conferenza dopo il Verona ha detto che lo intriga molto, può essere una freccia in più all'arco del mister. Poi va detto, il Napoli in panchina ha 3000 soluzioni per cambiare la gara nel secondo tempo, più del Milan, molto più del Milan, e questo potrebbe fare la differenza. Tra l'altro hai citato insomma, l'argomento Kvara con questo spostamento del Giorgiano sulla tre quarti che a me mi trova non d'accordo di più, ma sempre in virtù di quale discorso? Non perché lì sulla tre quarti può aleggiare, può dare perché il trequartista gioca un tocco, eccetera, eccetera. Kvara ce l'ha, no, al di là di questo, semplicemente per quella che è la considerazione del dato di fatto, visto che il discorso catena di sinistra, l'automatismo che portava a Non far ti male sta così tanto funzionando. Kvaratskhelia quando le cose andavano bene, oggi non c'è, tanto vale te lo giochi a carta della disperazione, tra virgolette quasi a carta della disperazione della serie. Lì se ti butto sulla sinistra stai nell'angolo e bisogna vedere Secondo me se ti è arriva il pure un pallone. modo di avvicinare alla porta pure. Invece al Secondo centro dico, vabbè, almeno sfrutto quello che di buono puoi avere. E questo è Secondo il me lui ha discorso che... visto pure il fatto che lui partiva molto largo, perché non avendo poi quella catena di sinistra, come dicevi, lui tendeva a partire molto molto largo e quindi anche lontano dalla porta. Poi una palla che ha avuto, beh, che poi a volte ti vengono le ciambelle col buco per carità, però una palla che ha avuto sulla tre quarti davanti all'area di rigore fa gol, tira, e lui ne ha avute pochissime se ci pensi, no? Perché poi va a cercare il pallone, parte larghissimo, cerca l'uno contro uno, cerca la linea di fondo, ed è un altro tipo di lavoro. Giocando centrale non hai più come dicono dashboard in Spagna, che non mi viene il termine in italiano, quella forza, ecco, di creare superiorità sulla corsia esterna, però hai un Quara forse che vede più la porta, e Quara il tiro ce l'ha. Quindi è uno di quelli che sa calciare bene, e se calcia di più, se invece di calciare 2 volte, calcia 5 volte, magari segna qualche gol in più. Non sarebbe stato Sì. male Kvara come compagno di reparto, Mattia? Assolutamente, sta prendendo la palla Qualche anche assist, tagliando nello qualche assist spazio. lo faceva. Sì, ma penso che sia una soluzione comunque dietro la punta, anche come ha impostato magari la partita Mazzari, più da ripartenze, che lui è libero di trovarsi gli spazi e essere più vivo nel gioco. Stando sulla sinistra, se non si sviluppa il gioco da quella parte ne viene un po' fuori. Invece essere così libero nella ripartenza, che il Milan potrebbe subirle e soffrirle, soprattutto la sua velocità, potrebbe fare veramente male. Poi un giocatore che secondo me nel reparto offensivo potrebbe giocare in qualsiasi parte perché ha qualità fisiche e tecniche da grande campione. Quello che non mi aspettavo era Zelinski, No, io sì lo invece. dico, lo Perché dico sinceramente. Ma mi ha io sì. sorpreso perché da come se n'era parlato sembrava che il diktat presidenziale fosse stato quello là, fuori dal progetto, devo fare le mie valutazioni, spazio a Traoré, bla 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 bla, pronti via, addirittura fuori Politano, poi nella sostanza è fuori Politano per Zelinski. Beh, vediamo, secondo me lì, cioè io non mi aspettavo che fosse fuori rosa Zielinski. Capisco Allora, la decisione della lista Champions, mi aspettavo che avrebbe avuto spazio in campionato, magari non subito, perché comunque veniva anche lui da un infortunio, però nel momento in cui Mazzarri fa questa scelta ha bisogno di un centrocampista di qualità per far gioco, e probabilmente Traoré
non è pronto per giocare titolare a San Siro, visti gli ultimi mesi. E ne parlano bene della ripresa fisica di Traoré, però non è ancora evidentemente pronto per fare il titolare. E quindi a essere onesti, se mi dici 3-5-1-1, io mi aspettavo proprio che si mettesse così. Non mi aspettavo un'altra soluzione, o meglio, se tu poi mi dici 3-4-3, ovvio gioca Politano e probabilmente nel secondo tempo sarà così. Però 3-5-1-1 chi metti lì ovviamente Piotre è perfetto in quel ruolo, per quanto ribadisco la scelta di lasciarlo fuori dalla lista Champions perché vuoi provare a testare un giocatore che ti sta piacendo, che se lo recuperi fisicamente è molto forte, la capisco perché dici io devo pensare al mio futuro e in Champions Traoré glielo faccio esordire in Champions, vedo quanto vale, magari mi può diventare un asset importante per il mio futuro. Però magari se poi stasera fa una grande partita a Zielinski e fa un grande gol, le polemiche riprenderanno perché già hai rinunciato a Zielinski in Champions, però una scelta la dovevi fare. Assolutamente sì, è proprio questo il discorso, perché comunque hai un calciatore in ogni caso al centro della polemica. Qualsiasi cosa faccia è probabile che si attivi e che alzi comunque un polverone, fa il partitone e tutti quanti a strapparsi i capelli. Non lo fa, peggio ancora, perché dici ma che Certo. fai? Fai giocare un calciatore che l'Inter ti ha dato in prestito, ma E poi questa non è la De Laurentiis ha detto magari non tira dietro la gamba perché non ha ancora firmato, si può far male, che sono cose che nel calcio poi non sai mai, poi a maggio, aprile, quando sei lì, insomma, non sai mai come va a finire, quindi un po' la capisco pure. Però è vero che qualsiasi cosa fai in questa situazione rischi di avere polemiche, perché poi sei preso Traoré evidentemente ci credi, perché questo è un giocatore che non è che si è spezzato il crociato o gli è saltato il menisco, giocatore che ha avuto un problema fisico, ma non che abbia messo a repentaglio in maniera definitiva i suoi muscoli, le sue articolazioni. No, cioè questo, Traoré, nel momento in cui riprende forma a livello e tono muscolare, è il giocatore che a Sassuolo ha fatto grandissime cose e che sono venuto a comprare dalla Premier per 30 milioni. Tu lo potessi comprare per 5 milioni in meno ed è un giocatore giovane che abbia 7 anni in meno a Zielinski, non ricordo con precisione, 6-7 anni. Visto che perderai Zielinski a parametro zero, ti trovi già in casa il sostituto che può essere per me un sostituto di alto livello. Traoré è un giocatore, se ne parla come un ex giocatore a Napoli, non è così, non è assolutamente così. Mattia, ma sinceramente, il calciatore, e lo dico alla presenza di Mirko perché fu lui stesso a raccontarmi qualche annetto fa di come un suo amico calciatore gli raccontasse che tutto sommato la paura quando sei senza contratto Ah, certo. è normale, è normale. Qualsiasi calciatore, soprattutto Ma arrivato a, non so, 28, 29, 30, Intorno ai 30, dai. che ha la scadenza a giugno, il pensiero di dire io se mi rompo un crociato l'anno prossimo non Senza lavoro e sto contratto. a casa, sto senza contratto, ce l'ha, ci sta, è come dire, è umano. Ma assolutamente, penso che il pensiero sia normale perché come te sono esseri umani prima di essere giocatori, però credo che mi è capitato anche a me tante volte, sono stato anch'io sempre in scadenza, quando entri in campo però il pensiero non va più a questo, quando entri in campo dai tutto per la squadra, per i compagni, per l'allenatore, per la squadra che stai giocando e quel pensiero passa. Durante la settimana, durante la stagione capita questo pensiero, mi faccio male, ho finito, non trovo più squadra, ma una volta che scendi Ecco, in ma campo esatto, secondo me è giusto capita. Mattia perché durante la gara entra lo spirito agonistico del calciatore che vuoi vincere e quindi ti dimentichi, però poi questo pensiero ce l'hai quando non si gioca, quindi ti alleni magari in modo diverso, non sei concentrato come quando sei Questo sereno, sì? cioè quello è... Questo No, sì? no, perché non va, no, neanche questo, perché comunque è più un rischio quando ti alleni andando piano con la paura che rischi di farti male, di non far bene, perché comunque sei un professionista, ti pagano per allenarti bene e sei ancora sotto contratto, non è che ti stai allenando che non sei pagato, sei un turista, sei ancora un giocatore, fai parte di una società, di una squadra, di una città e devi dare il massimo. Io non ho
per fortuna, ti dico per fortuna, ho conosciuto tanti giocatori in scadenza, ma mai nessuno che tirasse indietro una gamba, se allenasse al 50% per paura di farsi male, poi rimanere in piedi. Perché non lo capisco, è il nostro lavoro, lavoro da professionisti ed è giusto che sia così. Ci sono tantissimi giocatori che sono in scadenza adesso, vorremmo vedere allora partite finte perché tutti vanno piano per paura di farsi male. Invece no, io penso che Zelinski gioca stasera, penso che dia il massimo, faccia il massimo per dimostrare una volta che è un professionista vero, che è un giocatore secondo me di grandi qualità e a Napoli può dar Sì. tanto in questa partita, è un giocatore fortissimo, ha dato anche tanto. E per me si toglierà anche qualche sassolino e farà grandi prestazioni, poi ci saranno le varie polemiche a prescindere, come avete detto, se fa bene o se fa male, però fa Certo. parte del calcio, polemiche ci saranno a prescindere. Posso fare una domanda a Mattia Vai, che vai. non riguarda la stretta attualità? Perché ero allo stadio, devo dire quanti anni, 2000, devo fare i conti, era il 2002, quindi sono Era al 22 anni Napoli, fa. era Pisa 2001-2002, se era quando c'era il Napoli. 22 anni fa, in Napoli-Regina, quella partita 1-1. Mm. Una delle prime grandi delusioni, perché non so se ricordi, io ricordo che quel giorno lo stadio era ecco, una bomba, tutti pensavano fosse la partita del ritorno in Serie A, ci fu il gol di Vidigal. Tu credo che la giocasti quella partita, non tutta, ma eri in campo. Cioè, mi ricordi un po' quella giornata che ricordo il Napoli ebbe una marea di occasioni, ma non riuscì a vincere quella gara. Fu una brutta delusione, ma anche per però fu un pomeriggio di calcio, ecco, caldissimo a Fuorigrotta a San Paolo. Sì, no, io quella partita ero in panchina e ma penso che c'era, non so quanta gente c'era. Purtroppo da di lì si è decisa la nostra stagione, non vincendo quella partita si è chiuso il nostro campionato, non siamo più riusciti a rincorrere quella promozione che ci eravamo guadagnati negli ultimi mesi, ma è stata una giornata incredibile per l'atmosfera che c'era. Poi noi avevamo vissuto la prima parte di campionato con San Paolo chiuso, che eravamo ospiti a Benevento, abbiamo A Santa Colomba. esatto. E la prima partita, noi avevamo giocato la prima di campionato con l'Ancona, poi siamo sempre stati fuori. E siamo rientrati a gennaio nel derby con la Salernitana, un'altra Salernitana, 60.000 persone. di quelle. Io la ricordo bene perché fui anche espulso nel finale. Anche lì un'altra beffa perché ci hanno pareggiato a Il famoso Salernitana gol nel di momento di Lazzaro. recupero. Esatto, e anche lì lo stadio era una bomba veramente, quindi penso che Napoli quando vuole spingere la squadra sa come fare. Mm. No, no, perché ricordavo Effettivamente, che una ma bella striscia di risultati, fu una stagione sfortunata perché quella squadra poi con De Cani arrivò a fare una lunga striscia di risultati positivi e si perse sul più bello, cosa che è successo spesso nella storia del Napoli purtroppo. a proposito invece insomma, prima ha detto Mattia una frase, ha detto non ho mai incontrato calciatori, pur se a scadenza, che tirano dietro la gamba. E presidenti come De Laurentiis, invece, Mattia, ne hai incontrati? No, anche questo, Eh, De Laurentiis, Perché è no, unico al il mondo, bello, Napoli. assolutamente, il bello e il cattivo tempo, però penso che De Laurentiis a Napoli ha dato tanto, ha portato il Napoli Sì, al tetto d'Europa, a vincere campionati, cioè, con i suoi difetti, i suoi pregi si può soltanto che dire grazie a De Laurentiis, si fosse un tifoso napoletano, poi le sue dichiarazioni, le sue uscite sono tutte da film quasi a volte. Quindi secondo me Però De dico, quindi, Laurentiis è cioè, un grande visto da lontano è divertente fondamentalmente De Laurentiis. assolutamente, assolutamente. Ogni sua uscita, cioè, quando parla De Laurentiis bisogna stare attenti che qualcosa può saltare fuori, sempre. sì, 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 ma dici, No, non sai perché sai, mai, chissà stavolta cosa dirà di sbagliato oppure sul fatto di poeta giornalistico non poco. ci piove, che dia delle frasi facilmente riportabili. Ecco, il titolo è molto facile che esce con De Laurentiis, nel senso che Sempre. difficilmente ti lascia senza qualche titolo. Poi il discorso qui è sulla concreta attuabilità poi di quelle che sono alcune idee. Ora non so se stai seguendo bene anche questa vicenda, se ne hai sentito parlare. Napoli ora deve cambiare casa, deve cambiare casa, non può più stare a Castelvolturno e quindi sta cercando un po' in zona dove andare a mettere il nido, diciamo. E al tempo stesso c'è anche la questione legata allo stadio. Ecco, penso che Mirko
la stia ovviamente seguendo molto bene, molto da Sì. vicino, e chiedo a Mirko se effettivamente ha la sensazione che qualcosa sia diverso rispetto al passato, perché io parto da una considerazione semplicistica, però inoppugnabile. In 20 anni una pietra a terra De Laurentiis non l'ha messa. No, Una. Un blocco di quello cemento De Laurentiis a terra non l'ha messo. no. Comincia oggi? È innegabile che questo aspetto che dici tu è un dato di fatto, quindi non possiamo contestarlo, ma sul tema stadio e sul centro sportivo ci sono due differenze fondamentali rispetto alle tante chiacchiere che giustamente i tifosi del Napoli recriminano di aver ascoltato nell'ultimo ventennio. Due, centro sportivo, la questione della Ventis era ufficializzata, deve lasciare Castelvolturno perché non ha più l'accordo con i proprietari Coppola della zona, del centro dei terreni e quindi resta senza casa il Napoli. Quindi non è che puoi adesso andare a negare questo che è un dato di fatto. Il Napoli deve lasciare questo posto. Ora il Napoli è una squadra che gioca la Champions League, l'Europa League, campione d'Italia, quindi non è che facilmente va a trovare un'altra struttura dove appoggiarsi. Non esiste in Campania una struttura all'altezza di una squadra come il Napoli che è di Champions League, quindi te la devi andare a costruire e quindi qualcosa deve accadere per forza, perché ripeto, rispetto al passato c'è questa situazione che non c'era mai stata. Il Napoli una casa ce l'ha sempre avuta da quasi 20 anni ormai. Adesso, fra un anno e mezzo, ha detto che Laurenti se l'ha messo candidamente, deve lasciare queste fortuna. Quindi non dico sia già in ritardo, ma nel giro di prossimi 2 mesi deve almeno sapere dove la farà, perché poi almeno 2 anni, un anno e mezzo per fare i lavori ci vogliono. Lui ha parlato addirittura di 12 campi regolamentari, quindi vuole fare le cose in grande. Questo è tutto da vedere perché non sai ancora neanche dove devi farla, quindi sbilanciarmi sul numero dei campi è difficile. Però che il Napoli faccia il suo centro sportivo adesso mi sembra eh, logico, perché altrimenti non so come fa. Dove va il Napoli in affitto in Campania? Quale posto può trovare una squadra che deve giocare la Champions League, che lotta per vincere i campionati di Serie A? Insomma, no, sembra una roba di altissimo livello, te la devi costruire. Per il centro sportivo. Per la questione stadio c'è un altro dato di fatto che non c'è mai stato prima, che si chiama Euro 2032 ed è un'occasione storica per ovviamente attingere a dei fondi pubblici che ci saranno ovviamente quando queste manifestazioni ci sono sempre, e sul fatto che dei 5 stadi che parteciperanno a questa manifestazione, gli unici due grandi, o meglio, che superano i 50.000 sono il Meazza e l'Olimpico. Eh, L'Italia come candidatura, perché poi vorrebbe averne addirittura 6, ma saranno almeno 5 sicuro, deve avere almeno un altro grande stadio e l'unico può essere il Maradona, che supererebbe i 50.000 abbondantemente anche con il restyling, e due è l'unica città del sud. Lasciare totalmente fuori il sud con 5 sedi di un europeo sarebbe assurdo, quindi anche politicamente si muoverà il mondo per evitare questa situazione, e quindi De Laurentiis ha un vento strafavorevole per andare a sfruttare questa occasione per rifare il Maradona. Ecco, io non credo a De Laurentiis che vada a costruirsi uno stadio da Fragola, anche se l'ha detto secondo me un po' la provocazione, perché lì ci vogliono veramente tanti soldi. Non immagino Io non dico il miliardo, mi del Real confermerai, Madrid, il Real ma almeno 200-300 il milioni Real ha speso minimo. un miliardo per il Bernabeu. Esatto, sì, più o meno sì, 700 milioni, più o meno fra tutto. Non dico quello, ma se vuoi fare uno stadio da zero, la Juve ne ha spesi 250, più o meno 300, quindi non credo onestamente, sarebbe un investimento clamoroso, non credo in questo momento che sia la possibilità più concreta, cioè non ci credo, dico la verità. Io credo invece al fatto che De Laurenti sfrutterà il vento politico di Euro 2032 per rifare il Maradona, e mi auguro, ecco, se poi dobbiamo aprire l'argomento, che si rispolveri il progetto di Euro 2012, lo postai qualche mese fa, che era proprio ufficiale nel dossier della FIGC presentato alla UEFA, purtroppo quello europeo ci fu scippato, che prevedeva un Maradona bellissimo all'epoca a San Paolo, che fatto come abbassando il livello del terreno di gioco, centrando il campo che adesso è schiacciato sui distinti e allungando l'anello superiore. Quindi quei 20.000, perché a volte si fanno le medie Ma spettatori del Maradona. allungando l'anello superiore pure sulle curve o solo distinti e tribune? Tutto l'anello. Poi te lo faccio vedere, c'ho ancora il dossier proprio in PDF della FIGC. Abbassi il livello del terreno, allunghi l'anello superiore e ti cambia la vita, perché
arrivi nelle tribune lunghe a 6 metri dal terreno, niente praticamente, come tutti i grandi stadi, e le curve credo a 12, 15, ma non c'è paragone con adesso. Fai delle tribune nuove che vanno ad incontrare quelle che esistono e sono a ridosso del campo, perché poi questa roba qui, oltre a renderti lo stadio più bello, ti donerebbe circa 20.000 posti che oggi non vuole nessuno, perché quando si parla della media spettatori al San Paolo o al Maradona attuale, dico San Paolo perché anche ai tempi di Maradona nell'anello inferiore non ci vuole andare nessuno, sono 20.000 posti che nessuno vuole. Quando fai questi lavori, quei 20.000 posti diventeranno tra i più ambiti perché sei praticamente in bocca ai giocatori. E io, come tu pure Vincenzo, ci sono stato negli stadi con le tribune a ridosso del campo, l'esperienza è totalmente diversa. Quindi quei 20.000, da che erano una zavorra che nessuno voleva, diventano i posti più ambiti, ti cambia la vita. Poi, oltre a questo, prevedeva un rifacimento della copertura, che per me è la cosa più difficile perché tutto quel cemento, quel ferro, eccetera, quello che è, insomma, non lo vuole nessuno. Quindi smaltire quel disastro che hanno fatto nel 90 sarà difficilissimo, però la devi fare. E poi hai gli spazi nel Maradona per fare qualsiasi cosa, musei, contro musei, uffici, c'è il parcheggio sotterraneo meteorizzato, insomma il Maradona è una struttura che con dei lavori neanche da miliardari, ma un 200-150 milioni si diventa uno stadio di alto livello, però li devi fare. Mattia, ti immagini come sarebbe a giocare al San Paolo, o meglio al Maradona, con le persone a ridosso del campo? Beh, Perché immagino tipo un San Siro Dove ci hai con pieno di giocato? tifosi napoletani, sarebbe esatto. veramente una bomba, sarebbe veramente una bomba, ma questo è un problema purtroppo che abbiamo rimasto tanto noi in Italia, perché in Europa tutti hanno centri sportivi all'avanguardia, stadi super all'avanguardia, e noi purtroppo siamo ancora qui a lottare per fare un campo, per fare uno stadio. È una cosa brutta e triste perché siamo rimasti veramente indietro. È un peccato, però immagino già questo progetto che doveva essere già stato fatto anni e anni fa, ma speriamo che in questa svolta qui il nuovo centro sportivo per Napoli, perché è impensabile, come ha detto Mirko, un Napoli senza casa, che possa partire con i lavori che i tempi poi ci vorranno, e poi ristrutturare lo stadio come a Napoli, ma come a tutti in Italia, perché vediamo ancora ad oggi dei stadi veramente antichi. Sì. Infatti per me Momento agli più europei... brutto. Aspetta, aspetta, Mirko. Dici che stai Dimmi dicendo? tu. No, dico, per me gli No, stavo europei, dicendo. no, dicevo al volo, gli Però europei, dici prima tu. oggi i favoriti sono Roma, ovviamente Milano che non puoi non avere, Napoli per me, la cosa buona è che anche l'Olimpico sta inguaiato, fra virgolette, non è che sono San Siro idem, è uno stadio vecchissimo, però questi tre ci dovranno essere, in qualche modo capiremo come, e poi Firenze, ormai il progetto del nuovo stadio è già avviato, la Fiorentina giocherà uno stadio provvisorio, quindi ci sarà, e poi c'è da capire il quinto, che ovviamente io credo sia Torino, non c'è neanche da discutere, quindi il quinquetto, i cinque dovrebbero essere, il quintetto dovrebbero essere questi, insomma, le tre grandi città, Firenze e Torino, per logica, poi vedremo. Stavo chiedendo, Mattia, a proposito di Stadio San Paolo, momento più bello e momento più brutto vissuto all'interno di quelle mura. Ma sicuramente il momento più bello è stata la cavalcata, è stata una partenza un po' difficile a cavalcata dove abbiamo veramente per mesi sognato di raggiungere quella posizione, quel quarto posto della promozione. Poi con l'entusiasmo che si era creata anche attorno alla squadra, perché c'erano tante polemiche dall'inizio, ma le polemiche erano per la società, perché io sono arrivato nello scambio Corbelli-Naldi, quindi la squadra è sempre stata un po' protetta anche nelle prime partite dove non andavamo bene. Il momento più brutto sicuramente è stata quella giornata lì contro la Regina dove doveva essere una festa, dove dovevamo tenere aperto il sogno di promozione. Invece purtroppo per le tante occasioni che abbiamo sprecato è andata male e da lì abbiamo perso il treno, quindi è stato poi un calare, un finale non bellissimo, anche con qualche contestazione che purtroppo era inevitabile. Peccato, Va peccato. bene, va bene. Dobbiamo chiudere tra qualche minuto, però un'ultima considerazione, insomma, ce la possiamo permettere in vista della gara di stasera, a partire da quello che potrebbe essere l'uomo decisivo, passando per quello che è il duello, poi che potrebbe impegnare, rivelarsi chiave, diciamo così, nel match delle 20:45. Io credo che a questo punto, per il discorso che abbiamo fatto prima, non mi sorprenderebbe un'altra volta di vedere, visto che poi quando fai quei gol
po' di adrenalina ti resta quando ritorni in campo, Kvaratskhelia, e magari scopriamo un Kvaratskhelia che in questo ruolo può essere un'arma in più. Quindi dico Kvaratskhelia, visto il momento e visto l'esperimento, che per me è un esperimento molto intelligente. Poi Mazzarri su queste cose avrà mille difetti e a tanti non piace, però ha intuito sui giocatori. Ricordiamoci quello che fece con Cavani. In conferenza stampa lui ha detto: a me intriga molto, hanno già parlato col giocatore, vederlo più centrale, più vicino alla porta può essere qualcosa di molto interessante. Proprio l'ha detto 6 giorni fa, anzi 7, e subito lo propone a San Siro contro il Milan. Mi intriga molto. Mattia? Io per Napoli dico, se giocherà veramente Zelinski. Zelinski per me voilà. Farà la Proprio partita, nel farà suo la futuro partita per stadio. fare gol decisivo. Così Ci metterà a sta, tacere magari tutte le voci, le ombre che potrebbe tirare la gamba indietro, non impegnarsi. Gioco Zelinski. ci sta, ci sta, ci Bene sta. così. Ciao Mattia, grazie mille per essere stato oggi in nostra compagnia. Sempre un grande piacere. Gra- Grazie a Ciao voi, ciao a Mattia, tutti. ciao, Ciao a ciao. tutti, Grazie, grazie. grazie. Al bomber Mattia Graffiedi, doppio ex della partita tra Napoli e Milan. Mirko, se dovessi paragonare Napoli-Milan ad una sfida del campionato della Liga, quale sceglieresti? Bella domanda. Allora, la paragonerei a, visto il blasone europeo, che infatti il Milan è la seconda squadra con più Coppe d'Europa, Real Madrid senz'altro, è una squadra con pochi titoli, però rompiscatole, però così è difficile, non c'è proprio una squadra come ti direi Siviglia, Forse perché è una sì, squadra del sì. sud, calda, però c'ha 7 Europa League, quindi non è più una squadra con pochi titoli, ormai il Siviglia, tutte le Europa League che ha vinto, insomma, quindi un bel Real Madrid Siviglia, per quanto però la storia del Mm. Napoli con Maradona sia superiore per me, anche senza l'Europa League che ha vinto, però ecco come atmosfera un Real Madrid Siviglia me la ricorda, ecco. Perché poi non posso Domenico dire ci chiede l'Atletico dove perché è giocherà. verde. Come? Volevo rispondere a questa domanda di Domenico. Domenico ci scrive dove giocherà il Napoli se rifanno lo stadio. Bella domanda. No, per me almeno il progetto iniziale, anche quello del 2012, ti permetteva di poter giocare ancora nello stadio, perché poi tu puoi chiudere Nel dei senso settori, che utilizzare riescano quelli. a fare tutto d'estate. Sì, l'hanno fatto al Bernabeu, per carità, spendendo l'ira di Dio, con dei lavori molto complessi. Per me potresti anche farlo sfruttando l'estate per la questione del terreno che devi abbassare, giochi le prime 2 o 3 giornate fuori casa e poi da settembre inoltrato giochi con dei settori chiusi. Poi adesso stiamo parlando veramente dell'area fritta perché su un progetto che non esiste. Però in principio l'idea era quella nel 2012, che si potesse giocare come è stato fatto a Bergamo, a Udine, a Madrid. I lavori in questi casi si allungano, ma l'Europeo nel 2032 il tempo ce l'hai. Se per assurdo fra un anno tu chiudessi un accordo per la cessione, o meglio per magari la concessione per 99 anni dello stadio De Laurentiis, con i lavori finanziati in parte da Laurentiis, in parte quindi dal Napoli, in parte dai fondi per l'Europeo, avresti 7 anni prima dell'Europeo ancora. Quindi tempo c'è, quindi per 7 anni puoi fare dei lavori che ti consentono di utilizzare lo stadio parzialmente chiuso, perché inevitabilmente dei settori saranno chiusi, però di non dover trovare un'altra casa. Nel caso della Fiorentina è diverso perché è uno stadio che va quasi totalmente rifatto, quindi la Fiorentina avrà uno stadio provvisorio per un anno e mezzo se non erro. Bene così Mirko, buon Milan-Napoli anche a te, buon lavoro, grazie per essere stato oggi in nostra compagnia. Ciao ragazzi, grazie a voi, alla prossima. Grazie a Mirko Calemme, giornalista di AS, ci tengo a ringraziare. Purtroppo non siamo riusciti a proseguire nel collegamento con il dirigente sportivo Giuseppe Cannella, direttore. Speriamo di risentirti presto. Nel frattempo, chiaramente, ringraziamo lui, oltre allo stesso Graffiedi, a Mirko Calemme per essere stati oggi in nostra compagnia. Giusto un piccolo break, è quello che ci attende, perché poi arriverà il telegiornale condotto da Ciro Novellino e poi comincerà il collegamento in diretta da Milano con i nostri inviati. Urge d'obbligo un ringraziamento per il nostro Vittorio Bernardo, da Vincenzo Credendino, un cordiale buon proseguimento di serata e buon Milan-Napoli a tutti voi.